Pioggia intensa con vento forte e grandine. È la previsione per domenica prossima, stando alle carte meteorologiche del generale Giancarlo Iannicelli, che ci fa vedere dove ruotano gli anticicloni responsabili della fortissima ondata di caldo di questi giorni, con una novità decisamente impattante. La novità è che sul bordo di questo anticiclone c'è una discesa di aria più fresca, potrà dar vita a un contrasto con la massa d'aria calda che permane in pianura e quindi temporali che potranno essere localmente anche intensi. Maltempo forte ma a macchia di leopardo. Fortunatamente sarà abbastanza isolata la situazione di questi fenomeni e di breve durata, quindi prevediamo da domenica, ecco, che gli impulsi saranno più intraprendenti e potranno dar vita dal tardo pomeriggio anche gradualmente fenomeni temporaleschi. Il gran caldo ha portato in alto lo zero termico, con gravi conseguenze sul fronte grandine. E arriva la grandine perché c'è il sollevamento della massa d'aria, si solleva, si raffredda, è ricca di umidità, quindi di vapore, questo si congela e forma il ghiaccio, ricadendo poi aumenta di volume. Il rischio quindi è che si ripetano chicchi come il 26 giugno nel Monte Bellunese e nell'Alta Marca. Poi c'è il vento. Colpi di vento molto forti che sono dannosi insieme alla grandine. Poi poter prevedere l'intensità e il posto dove si verificherà questo fenomeno è sempre molto difficile. Sorvegliata speciale l'intera area pedemontana, punto di contatto tra l'aria calda umida di pianura e quella fredda discesa da nord. È qui che si formeranno i fenomeni più intensi. Tutto passerà già da lunedì, quando gradualmente riprenderà il caldo, che a metà luglio toccherà punte mai viste prima. Avremo di nuovo dei picchi di 39-40 gradi. Ricordo, e non lo dimentico mai, lo ricordo sempre, che per chi lavora e chi deve stare con il capo al sole, all'aperto, che i 39-40 gradi previsti sono previsti all'ombra e sono rilevati all'ombra. Quindi al sole, all'aperto, si dovrebbero sopportare fino a 60 e oltre gradi, quindi è una situazione veramente critica.